Produzione industriale a maggio in calo del 33,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. È quanto emerge dall'indagine rapida del centro studi di Confindustria. A maggio, rispetto al mese precedente, si è avuto un rimbalzo del 31,4% dopo una caduta del 24,2% in aprile. Gli ordini in volume sono diminuiti del 51,6% su base annua. Per Confindustria il dato mensile della produzione di maggio è viziato dall'effetto statistico legato al lockdown di aprile e non deve essere interpretato come una ripresa. A marzo, aprile e maggio di quest'anno gli aeroporti italiani hanno perso 45 milioni di passeggeri rispetto allo stesso trimestre del 2019. Lo rileva Assi Aeroporti. Nel dettaglio, a marzo 2020 gli scali italiani hanno perso 12 milioni di passeggeri, ad aprile 16 milioni e a maggio, stando alle prime proiezioni, 17 milioni. Per l'associazione di categoria, le prossime settimane saranno decisive per porre le basi della ripartenza di un settore strategico per il nostro paese. I correttivi al DL Rilancio, le misure che saranno inserite nel DL Semplificazioni e i prossimi DPCM sono le ultime occasioni per garantire la mobilità del paese e conservare migliaia di posti di lavoro. 900 milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato persi e una denatalità delle imprese che supera il 30%. Sono i dati Conftrasporto Confcommercio di marzo-aprile. Tracciano il quadro di un settore che non ha mai smesso di viaggiare anche quando fra il 9 marzo e il 13 maggio tutto il paese era in lockdown e che sta continuando a lavorare spesso anche in perdita, non riuscendo a controbilanciare il viaggio di andata con quello di ritorno. Gli effetti del lockdown si sono visti anche sull'occupazione, con una perdita in termini di retribuzioni e contribuzioni stimabili complessivamente in circa 370 milioni di euro, coperta in parte dagli ammortizzatori sociali. I 27 Stati membri dell'Unione Europea hanno speso complessivamente 301 miliardi di euro in assegni familiari nel 2017, ovvero il 2,3% del PIL, lo rende noto l'Eurostat. Si è trattato dell'8,6% del totale speso per il welfare. Il paese con la quota più alta della spesa è stato il Lussemburgo, con il 15,3%, seguito dalla Polonia con il 13,4%. L'Italia si colloca sotto la media dell'Unione Europea con il 6%, fanalino di coda ai Paesi Bassi con il 4,2%. Oltre 3.000 euro la spesa annuale per abitante nel Lussemburgo, seguita dalla Danimarca con 1.700 euro, Svezia con 1.400 e Germania con 1.300 euro. In Italia la spesa è di 500 euro l'anno pro capite.